Noi oggi abbiamo 23 tavoli di crisi aperta in regione più 17 di monitoraggio e sono situazioni molto diverse tra di loro. Emerge il metalmeccanico con un terzo di queste situazioni, poi abbiamo la moda, ma abbiamo anche il commercio e anche la logistica con i cambi d'appalto che sono complessi. Questa situazione è purtroppo in crescita e coinvolge oltre 10.000 lavoratori. I dati esaminati dalla CGIL regionale su cassa integrazione e licenziamenti sono preoccupanti. Nel 2024 sono state autorizzate il 44% di ore in più rispetto al 2023 di cassa integrazione ordinaria. Ad oggi sono 221 le aziende che hanno presentato istanza per la composizione negoziata della crisi, che dà più tutele ai lavoratori. Tra i casi recenti più eclatanti anche quello di Coina Vicenza. L'azienda, nel caso in cui debba chiudere il punto vendita, che speriamo non avvenga ovviamente, ha detto che non licenzierà nessuno e ha proposto il ricollocamento presso gli altri punti vendita, quelli più vicini, che sono almeno quelli di Padova e di Mestre. Il problema è che, ripeto, molti colleghe che hanno famiglie ovviamente rappresenterebbe un problema. Da Vicenza a Castelfranco, dove per i dipendenti della Berco si sta cercando una soluzione. Noi adesso siamo in cassa integrazione fino al 4 di maggio e finita questo termine avremo ancora probabilmente un residuo a disposizione, ma si interromperà la cassa perché ci saranno anche là, come ci avevano annunciato precedentemente, delle uscite. Comunque si terrà sempre la volontarietà del dipendente all'uscita, che penso che questo sia già un risultato importante. A queste situazioni si aggiunge l'incognita dazi. La nostra regione e le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano il 10%, però abbiamo settori che sono molto votati a questo mercato, che sono soprattutto quelli della moda, dell'occhialeria, e quindi avremo delle ripercussioni importanti.